Siamo ancora in via Aquileia, siamo con Bella Beciani, io chiedo scusa per la pronuncia, ma la signora ha un'attività qui in via, un'attività che è presente da 14 anni se non ricordo male, quindi già molto storicizzata. Quasi 17. Quasi 17, ecco, che perdevo 3 anni per la strada. Sì, qual è la vostra attività? Parrucchiera estetista. Che cosa manca in via Aquileia, secondo il suo punto di vista? Un po' di gente, magari organizzare qualcosa per raccogliere gente, no? Questo sarebbe una bella cosa, organizzare qualcosa. Ora io non mi intendo di organizzazioni varie, però qualcosa si potrebbe fare, insomma. E stiamo pensando a un insieme di mostre, di incontri, Esatto, conferenze, sì. e speriamo di poter vitalizzare la via senza dubbio. Sì, per La sua avvicinare. Sì, no, mi dica, non voglio Per interrompere. avvicinare un po' di gente e conoscerla, no? Questa via, così diventa più... La sua clientela è vitale. contenta di questa via, non della vostra azienda, di questa La via piace tantissimo perché comunque è una bellissima via Aquileia, è lunga, spaziosa, ha tante attività belle, è tranquilla, non è come tutta Udine, voglio dire. Manca solo appunto un po' di gente in più. Bene, lo chiediamo agli amministratori comunali, allora. È d'accordo, signora Bene, Bella? d'accordissimo. Lei è bella ed è molto bello anche questo albero di Natale. Grazie. Che ci accompagna È in questi bello, giorni. sì, sì, grazie.